Mio nonno aveva come unico mezzo ovviamente la bicicletta, e la sua bicicletta me la ricordo ancora, per me era grandissima, era una bici nera da uomo e aveva ancora i freni, quelli con le bacchette, e ogni pomeriggio andavamo a fare la nostra passeggiata, che significava appunto imporcare la bicicletta, io salivo sopra, da Tolmezzo arrivavamo fino al ponte a Vons. E la cosa che più mi colpiva appena avevamo attraversato il tagliamento sul ponte è che fermavamo la bicicletta e la lasciavamo dietro una grande roccia, una roccia, e ogni volta per me era una magia, perché lui metteva la mano dietro questa roccia senza guardare e prendeva 2 bastoni, uno grande per lui, uno piccolo per me, e andavamo a passeggiare lungo noi chiamavamo passeggiata, in realtà era un sentiero che saliva lungo un costone di roccia che costeggia il tagliamento, tra l'altro un percorso anche particolare perché c'erano dei bunker militari costruiti che risalivano al tempo delle 2 guerre, e quindi per me era già un posto magico il bosco, era un posto magico comunque andare a camminare in questi luoghi, poi le torrette in ferro che spuntavano dal terreno, piuttosto che le, le porte chiuse, queste murate che si aprivano nella roccia di questi bunker, erano posti particolari. E salivamo in questo nostro percorso, questa nostra passeggiata, fino ad arrivare a un grande spiazzo, una curva, e da lì si vedeva tutto il mezzo e il tagliamento, soprattutto dove il tagliamento poi si incontrava con la butte, e quindi questo grande letto di fiume, e lì ci fermavamo, di solito mangiavamo il nostro panino preparato con di mortadella, di formaggio, e qualche volta mi faceva cantare qualche canzone, nonno, perché riteneva che era bello così. Ecco, per me il primo ricordo del tagliamento è casualmente legato appunto, oltre al nonno, anche alla bicicletta con cui andavamo sul tagliamento. Un fiume di storie, racconti da e per il tagliamento, a cura di Legambiente del Friuli Venezia Giulia. Sandro Cereghini è referente per la mobilità dolce per il Circolo Legambiente Pedemontana Gemonese. Il fiume è di fatto l'itinerario più semplice e forse anche più interessante che ci possa essere per un ciclista in genere, ma soprattutto per un cicloturista. E il fiume, d'altra parte, si è già scavato nel corso del tempo, con tutta la pazienza dei suoi millenni, il percorso più semplice che dall'alto, quindi dalle montagne, porta verso il mare. Quindi ha già, per così dire, spianato la strada. Ecco, per un ciclista, per un cicloturista che cerca esperienze, che cerca la conoscenza del territorio, che cerca un itinerario, e ci sono 1000 modi per battere il terreno, per conoscere, si può girare in cerchio a Margherita, si può cercare posti a tappe uno dietro l'altro, ma l'idea di percorrere un itinerario che la natura ha fissato, un punto di partenza definito che è la sorgente, un punto di arrivo che è la foce, è una cosa quasi naturale, quasi scontato seguire un fiume. D'altra parte lo vediamo, anche le prime ciclabili, le più importanti ciclabili in Europa, sono tutte nate lungo i fiumi, a partire dalla ciclovia del Danubio, che resta la più frequentata, la più importante, ma poi penso alla ciclovia della Drava, la Oira, la Mosella, il Lin. Ecco, i fiumi in Europa sono vie naturali d'acqua, vie naturali di strade, vie naturali anche per la bicicletta o per i cammini, per una mobilità dolce che in qualche modo continua a seguirli.
Perché realizzare una ciclabile sul tagliamento che unisca la montagna al mare? Perché? Perché c'è il tagliamento, nel senso che il tagliamento è il fiume più importante della nostra regione, Friuli-Venezia Giulia. Non è dei più grandi in Italia, mi sembra che sia il 15° fiume, però è sicuramente uno dei fiumi più importanti in Europa per le sue caratteristiche. È considerato e definito il re dei fiumi alpini, perché è uno dei pochissimi rimasti dei fiumi, per così dire, naturali. Per la gran parte del suo percorso, quindi dalla sorgente fino quasi al mare, fino alla Tisana, è lasciato in un alveo quasi naturale praticamente, per cui il suo percorso non è un percorso definito da argini stretti e ristretti, ma è un percorso che cambia continuamente, è mutevole nei suoi rami che si intrecciano, i famosi rami intrecciati del tagliamento. È così importante che vengono a studiarlo da tutta Europa proprio per capire come è un fiume naturale e anche come procedere a rinaturalizzare alcuni fiumi, proprio perché i fiumi costretti in Europa dentro argini stretti ormai non ci stanno più dentro quegli argini, quindi c'è un bisogno naturale anche di cercare nuova libertà. Ecco che il tagliamento è il riferimento per chi viene a studiarlo da fuori, ma è un riferimento per questa regione perché è il suo elemento identitario. Non solo, questa è una regione piccola, però comprende in sé 1000 realtà, 1000 bellezze. Si parte dalle Dolomiti alle montagne delle Alpi Carniche e in pochissimi chilometri, quindi lungo il tracciato del fiume Tagliamento, quindi nei suoi 170 chilometri si riescono a percorrere le Alpi, le prealpi, si passano le colline moreniche, si arriva alla pianura alta, quella fatta di grave, quella secca, per arrivare alla pianura di Risorgiva, per arrivare fino alla foce del mare con le sue spiagge, Lignano e Bibione, ma anche le sue lagune, quindi Marano e Carle. E questo compendio di panorami incredibili in così poco spazio, in uno spazio così ristretto di spazio, fa sì che anche gli ambienti naturali siano incredibilmente variegati. Il tagliamento è una miriade di ecosistemi diversi dove anche la natura stessa presenta 1000 potenzialità e 1000 cose da scoprire. Ecco. E il tagliamento esiste e non si può non pensare di fruirlo nella maniera più coerente possibile. Quindi fruire una realtà naturale come il tagliamento non è pensabile che non sia con un mezzo naturale, quindi o a piedi, col cammini, che già ci sono del tagliamento, o con una ciclabile, come diciamo noi, che permetta una fruibilità ancora maggiore e sempre compatibile con l'ambiente stesso. Esiste già oggi una ciclabile del tagliamento ed è percorribile? La regione Friuli-Venezia Giulia nella sua pianificazione ha sempre pensato a una ciclovia del tagliamento, l'ha definita FVG6, l'ha messa nel primo piano regionale delle ciclabilità regionale, quindi quello del 2007, il RECI, l'ha riproposta ovviamente anche nel PREMOCI, che è l'ultimo piano regionale sulla mobilità ciclistica, addirittura con la legge sulla mobilità ciclistica del 2018 l'ha messa tra le 4 ciclovie prioritarie della regione. Ecco, dietro questo però ci sono molti progetti, molti studi, molte buone intenzioni, però di fatto in questo momento lungo tutta l'asta del tagliamento diciamo che ci sono solo 2 piccoli pezzi che sono tabellati come FVG6 e quindi definibili come piste ciclabili. Sono il pezzo che va da Tolmezzo fino a Pioverno, Venzone e il pezzo che va dalla Tisana lungo l'argine del tagliamento fino a Lignano. Sono 2 tratti tutto sommato brevi rispetto all'intera percorrenza del tagliamento. In realtà, come associazioni ambientaliste, quindi Legambiente, FIAB in modo particolare, da tempo proponiamo la possibilità di realizzare già da subito quello che è un itinerario che già sarebbe disponibile utilizzando percorsi già pronti, strade secondarie, strade sterrate, che permetterebbero già di realizzare un tratto di almeno 150 km da Socchieve, quindi dal Pieno della Carnia fino al mare, in quasi totale sicurezza. Se dovesse invogliare un appassionato di bici a venire sul tagliamento, quali sono i 3 punti della ciclabile che racconterebbe? Noi proponiamo questo itinerario da parecchi anni, addirittura sono già 3 anni che proponiamo delle ciclostaffette nel periodo fine estate, inizio autunno, e dove appunto percorriamo questo itinerario che è quasi completo, manca solo una passerella sull'Edra che è in progettazione, sul fiume Ledra che è in progettazione e speriamo sia realizzata entro tempi brevi. E a proposito di questo itinerario abbiamo anche realizzato un'apposita mappa che è stampata
proprio in occasione dell'ultima ciclostaffetta, e che però si può anche trovare sul sito di FIAB Gemona, quindi fiabgemona.it, e questa è una mappa scaricabile e già fruibile da chiunque. Lo dico perché ecco, questo è il percorso che noi in questo momento individuiamo e proponiamo. Rispetto a questo percorso, la prima cosa che mi viene da pensare rispetto alla bellezza del percorso è l'emozione che ho avuto l'ultima volta che l'abbiamo percorso in ciclostaffetta, era un mese fa circa, eravamo a metà ottobre. Siamo partiti ovviamente dal Passo della Mauria, quindi in ore notturne praticamente, ma già alle 7 di mattina il sole sorgeva e illuminava le prime cime delle Dolomiti. Ecco, il panorama delle Dolomiti che vengono non solo illuminate, ma accese realmente, nel senso che diventano fuoco vivo, è un panorama incredibile e credo che vada visto almeno una volta per capire che emozioni si possano trovare di fronte alle montagne quando sono vere montagne. Questo primo tratto purtroppo non è ancora percorribile interamente, nel senso che dal Passo della Maura fino a Socchieve bisogna percorrere la statale e quindi non è un percorso suggeribile a famiglie o a cicloturisti che cercano la tranquillità. Sicuramente però è percorribile e molto bene da Socchieve in poi, quindi il primo pezzo che mi permetto di suggerire o che sicuramente io faccio e rifaccio ogni volta con particolare piacere è da Socchieve fino a Tolmezzo, che è diciamo la prima piana alluvionale del tagliamento, quindi si riesce a percorrere su strade secondarie di campagna, alle volte sterrate ma sempre tranquillamente percorribili. Il fiume ci accompagna ed è sempre vicino, è sempre a portata di vista, ma soprattutto abbiamo ai nostri lati le montagne e quindi ogni momento il panorama cambia perché ogni momento vediamo scorci diversi, punti diversi delle montagne stesse. Davanti a noi, come quasi fosse il nostro punto d'arrivo, c'è la Marianna, che è una bellissima montagna che sovrasta Tolmezzo con la sua forma piramidale che ci segna la nostra direzione. E poi il percorso è particolarmente bello perché in ogni momento noi possiamo trovare chiesette di montagna, pievi, piccoli cimiteri e che ogni volta sono una sorpresa da vivere e da provare. Ma poi il tagliamento stesso, pur non avendo molta acqua, perché in questi tratti ci sono delle prese d'acqua a monte che ne diminuiscono la portata, però fin da ragazzo io mi ricordo trovavamo le nostre pozze, per esempio in Villino, dove poter fare il bagno, dove potersi rinfrescare, ma in Villino poi si possono trovare mille altre cose, nel senso che basta avere un po' di pazienza e un attimo si esce dalla ciclabile e si trovano addirittura scavi archeologici con i resti delle basiliche paleocristiane, con mosaici, quindi anche la scoperta di cose che non ci aspettiamo di trovare in un territorio montano. E poi la ciclabile riprende anche i tratti della vecchia ferrovia per Mezzovaro, quindi è anche sicuramente facilmente percorribile, sicuramente facilmente transitabile. Ecco, questo è un pezzo che sicuramente lo metto tra i primi. Poi c'è l'attraversamento di Tolmezzo che in qualche modo su una ciclabile vicino alla statale non è particolarmente interessante, può essere interessante vedere Tolmezzo. Si può arrivare a Cavazzo, come dicevo, sempre passando il ponte Avons, e però qui c'è veramente una pista ciclabile che però è particolarmente impegnativa perché pur passando dentro il bosco, anzi proprio perché passa dentro un bosco, ha dislivelli, salite e discese anche particolarmente impegnative per dei ciclisti, quindi consiglio molta attenzione. Sicuramente un altro pezzo non bello ma molto bello, quello che per me è il più bello di tutti, è il pezzo che da Cavazzo arriva fino a Pioverno, che è una frazione di Venzone. È un tratto di ciclabile che costeggia il Monte Festa, quindi sulla destra del tagliamento, è sempre ombreggiato, sempre in mezzo al bosco, su una vecchia strada militare. Purtroppo fino a qualche anno fa era tenuta chiusa proprio per riservare la pista ciclabile esclusiva. Purtroppo l'hanno riaperta al traffico motorizzato, per cui bisogna prestare un po' di attenzione. Però ecco, l'attenzione si deve prestare anche e soprattutto a quello che abbiamo alla nostra sinistra. Alla destra un bellissimo bosco che scende e sicuramente può essere interessante fermarsi e curiosare, ma a sinistra noi costeggiamo il tagliamento e dobbiamo fermarci in alcuni punti. Io penso quando troviamo la galleria dobbiamo fermarci, fermare la bicicletta e guardare quello che abbiamo alla nostra sinistra, perché è il punto dove si incontrano il
tagliamento è il Fella, che è il suo più grande affluente, quello che porta tutte le acque della Val Canale, Canale del Ferro, ed è un punto in cui l'estensione del tagliamento è tale che il punto d'incontro si vede in una lontananza indistinta, in un'immensa un'immensa distesa di ghiaie che in qualche modo anche qui spezzano il respiro. Ecco, bisogna fermarsi e guardare anche l'incontro di queste due acque, di queste due storie diverse che confluiscono insieme. È altrettanto bello poi arrivare a Pioverno, superare il tagliamento sul ponte e trovarsi in una cittadina medievale ricostruita perfettamente come è Venzone, circondata dalle sue mura con le sue chiese trecentesche. È uno spettacolo che va vissuto, se non interamente, perché ci vorrà il tempo di una visita intera, almeno fermarsi in piazza, perché lì si incontra la ciclovia del tagliamento con un'altra ciclovia molto importante della nostra regione, che è la ciclovia Alpe Adria, e sicuramente in qualsiasi momento ci si arriverà, se è d'estate o nel periodo, per così dire, temperato, si scoprirà una miriade di viaggiatori cicloturisti che parcheggiano e posteggiano nella piazza, perché è un punto ineludibile di transito e veramente ci si troverà in una babele di lingue che sicuramente sovrastano, il tedesco le sovrasta tutte, ma l'inglese non è da meno. Ecco, va vissuta anche questa esperienza. E da Venzone fino a Gemona la ciclovia mantiene la stessa bellezza, quindi va vista anche questo pezzo. Sicuramente ci sono zone di interesse, di tutela, il SIC dei Rivoli Bianchi molto interessanti, ma qui, ecco, qui tra il pezzo tra Gemona e Venzone, io sono di Gemona, noi tra le altre cose portiamo i ragazzi delle scuole medie in un progetto molto interessante sulle ciclovie e gli facciamo educazione all'uso della bicicletta nella scuola, ma li portiamo anche in gita scolastica a scuola. Ecco, i ragazzi delle medie, prima media, sia di Artegna che di Gemona, hanno di solito come gita ormai da 4 anni, quindi consolidata, la gita sul tagliamento, quindi li portiamo fino a Cavazzo. E tra Gemona e Venzone è proprio il punto dove ci fermiamo a fare la sosta sul grave del tagliamento, per molti motivi, tra cui è un punto cui è comodo l'accesso, si può lasciare le biciclette in sicurezza, si può scendere facilmente sul greto del tagliamento e quindi i ragazzi possono vivere questa esperienza. È un'esperienza unica che consiglio a tutti, perché se da lontano il greto del tagliamento è una immensa distesa che arriva a distanze di 2 chilometri di larghezza, quindi un qualcosa che si vede dai satelliti, il greto del tagliamento, per capirci, è ancora più bello volgere lo sguardo da vicino, quindi guardare il greto sasso per sasso, perché la bellezza del tagliamento, del greto di tagliamento, quando si è capaci di leggerlo, è che ogni sasso ha una storia e ogni sasso ha un suo percorso, e se si è capaci di vederli si capirà che sono uno diverso dall'altro. C'è un geologo di Gemona che attraverso l'Ecomuseo delle Acque ha pubblicato una guida ai ciottoli del tagliamento, dove uno con la guida in mano, quindi qui ragazzi facciamo anche questa cosa, può scoprire sasso per sasso, dalle caratteristiche, dal colore,
dalle immagini che lui rappresenta, da dove può venire, se viene dal Canal del Ferro, se è un resto di lava, se è un basaltico, e quindi scoprire il percorso che ha fatto fino a quel momento, che è un percorso nello spazio e nel tempo, perché le lave sono lave di milioni, 200, 300, 400 milioni di anni fa, e le Alpi Carniche hanno un substrato di storie geologiche che sono immense. Ecco, il tagliamento riesce a portare tutte queste storie e a racchiuderle in un letto che si può leggere in ogni momento. Ecco, tu mi chiedevi 3 punti, 3 pezzi. Siamo solo al secondo, ovviamente ci si passa a Gemona, che è un po' intricata. Il terzo pezzo, per me sempre particolarmente bello, è quando il tagliamento si è scavato la sua strada nelle colline moreniche, perché il tagliamento una volta era un grande lago, un grande ghiacciaio che aveva aperto sulla pianura friulana, e le colline moreniche ne rappresentavano la propagine finale. Il tagliamento, nel corso del tempo, si è scavato una strada tra queste colline moreniche. È il pezzo più, diciamo, tra virgolette, impegnativo, perché in qualche modo passa su colline, è dove servirebbe una passerella per superare il fiume Ledra, ma ecco che da Osoppo, quindi dai primi colli di Osoppo, il forte di Osoppo, che andrebbero visitati, lì adesso ci sono anche le storie di battaglie napoleoniche piuttosto che di battaglie risorgimentali. La lunga pineta di Osoppo, le risorgive, il fiume Ledra, che andrebbe appunto attraversato con una passerella per essere in sicurezza, il ponte di Cimano, quindi altre storie di altre guerre nella prima guerra mondiale, e poi si arriva fino al lago di Ragogna, quindi i castelli di Ragogna, a San Daniele, l'ospitale che dicevamo che è stato recuperato. San Daniele non può non essere una tappa culinaria, perché tutti conoscono il San Daniele, quindi tutti sanno di cosa stiamo parlando. Ecco, questo tratto si conclude per me idealmente, quello che è un punto dove siamo spesso fermati con le biciclette, che è la chiesetta di San Giacomo, siamo sempre in comune di San Daniele, perché è l'ultima altura da cui possiamo vedere il tagliamento dall'alto distendersi nei suoi bracci intrecciati, i suoi rami che in qualche modo si cambiano ogni volta direzione, si incontrano ogni volta in punti diversi. Ecco, questo è un altro tratto più complesso, ma sicuramente da vivere. La ciclovia non è solo un'infrastruttura, ma anche un progetto di territorio. Ma che cosa significa veramente dire questa cosa? Io credo che sarebbe importantissimo ritornare a farne del tagliamento il centro di una sorta di studio di identità. Dicevamo che vengono a studiarlo da tutta Europa e da tutto il mondo per le sue caratteristiche di fiume. E è mai possibile che tutta questa ricerca si disperda, magari anche su internet, ma senza che possa rifluire sul territorio e farne punto di aggregazione? Allora, una delle proposte che noi facciamo è che ci deve essere un luogo anche fisico dove questa ricerca, quindi la ricerca alta, quella dell'università, possa sedimentare, trovare un punto di confronto, ma che sia anche un luogo posto fruibile dalle persone che passano, in modo da interloquire con le scuole e con il turista. Il turista in fondo cosa cerca nel suo viaggio? Il cicloturista in modo particolare cerca conoscenza di se stesso, perché il viaggio è comunque una conoscenza interiore, ma è una conoscenza del territorio, e le due cose confluiscono insieme. Lui deve uscire dal suo viaggio avendo qualcosa in più. Ecco, allora noi nel pensare a una ciclovia come quella del tagliamento non possiamo solo pensare a un itinerario, questo ponte, dobbiamo pensare a un percorso che in qualche modo permetta a chi lo frequenta di uscirne arricchito, avendo conosciuto un territorio in tutta la sua complessità, che è una complessità naturalistica, quindi deve aver visto i grifoni volare piuttosto che le farfalle, piuttosto che le risorgive, piuttosto che le lagune, piuttosto che le montagne con tutte le loro bellezze, ma deve aver anche capito il territorio. Allora, dicevamo che deve essere un progetto di territorio perché? Perché questo non può essere calato dall'alto. Dall'alto può arrivare chi decide di fare un'autostrada o anche una ciclabile con la stessa modalità, tracciando una linea e costruendo un percorso. Ma un progetto di territorio vuole che siano le comunità locali, i comuni che si fanno partecipi, che capiscano il senso della propria storia e che approfittino di un progetto come questo per metterla non in discussione, per metterla a disposizione. Avete ascoltato Un fiume di storie, racconti da e per il tagliamento, un podcast a cura
di Legambiente del Friuli Venezia Giulia. Ospite Sandro Cereghini. Regia voce e suono Elisa Baioni. Brano musicale Tagliamento di Paolo Forte. Un fiume di storie fa parte di Percorsi intrecciati sul tagliamento, un progetto dedicato al fiume e a chi lo vive. È finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Sono partner IGB, Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries di Berlino, Ecomuseo delle Acque del Gemonese, CEVI, Centro di Volontariato Internazionale, ISIS Solari di Tolmezzo, ISIS Enrico Mattei di Latisana Lignano Sabbiadoro, Associazione Menti Liberi di Lignano e FIAB Friuli Venezia Giulia.